per quanto riguarda il discorso climatico, è stata un'annata che già in inverno era poco piovoso e così ha continuato fino a tutto luglio e fino diciamo al 10 agosto. Solo ultimamente 3-4 giorni ha fatto parecchia acqua e nella maggior parte dei casi anche presentatasi come bombe d'acqua. A macchia di leopardo ci sono state diverse grandinate sia nei mesi di maggio, giugno, luglio, l'ultima il 12 agosto, che hanno praticamente colpito le province di Brindisi, Taranto, Bari e Foggia. Per quanto riguarda il discorso fitoiatrico, ad oggi non ci sono stati assolutamente problemi per quanto riguarda la peronospora, mentre qualche problemino si è avuto con l'oidio, ma in terreni predisposti. Abbiamo superato la terza generazione della tignoletta e da fine luglio si stanno iniziando a catturare esemplari di tignola rigata, la Cryptoblabes nidiella. Diciamo che le uve, dal momento che ci sono state alte temperature e scarse precipitazioni, sono in anticipo di circa 7-10 giorni. L'uva si presenta in maniera eccellente e praticamente qualche problemino si ha soltanto su impianti giovani, terreni marginali dove non era presente l'impianto di irrigazione. Gli Chardonnay nel Salento sono stati già praticamente quasi tutti vendemmiati. Si è iniziato dall'inizio di agosto per quelli base spumante e fino a Ferragosto diciamo che la gran parte sono stati quasi tutti vendemmiati. Le cantine per quanto riguarda il primitivo nella DOC di Manduria si inizieranno ad aprire il 22 agosto, mentre qui nella DOC Gioia del Colle circa 10 giorni dopo. Riguardo alla produttività, sin da subito era evidente un'ottima fertilità. Per cui negli impianti che si trovano ubicati in terreni fertili e che hanno l'impianto di irrigazione si è avuto addirittura il 5-10% in più di produzione. Questo non è successo negli impianti giovani situati in terreni marginali e privi di impianto di irrigazione. Questo sarà un anno in cui le remunerazioni delle uve non saranno molto buone per gli agricoltori, sicuramente non quelle delle remunerazioni dell'anno scorso. Il tutto sarà aggravato dal fatto che i costi di produzione sono stati nettamente più elevati rispetto agli anni precedenti. Basti pensare al costo dei fertilizzanti, al costo dell'energia, al costo del carburante, che sono aumentati di circa il 35%. Per cui potremmo definirlo per gli agricoltori un'annata abbastanza parca.